Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo fare, la situazione anche agronomica in campo e un po' la situazione che siamo venuti un po' che siamo chiamati a gestire nei vari periodi dell'anno. Ecco, nello scorso video vi abbiamo fatto vedere che avevamo portato a casa la vendemmiatrice, l'avevamo attaccata a Same 100, l'avevamo portata qui in azienda e ci dovevamo accingere insomma alla vendemmia. In realtà nel momento in cui stiamo registrando dobbiamo ancora andare a iniziare la vendemmia, la inizieremo quando l'avremo già iniziata quando uscirà questo video. Nel frattempo cosa faremo? Staccheremo la vendemmiatrice, attaccheremo la defoliatrice, nei prossimi 2 o 3 giorni vedremo di passare la più diciamo importante possibile insomma parte di azienda dove possiamo andare a defogliare e in modo tale da portarci avanti con questo lavoro. Dopodiché riattaccheremo la vendemmiatrice e rimarrà attaccata per gran parte della vendemmia meccanizzata. Poi nell'ultima parte della vendemmia faremo altrettanto, staccheremo un attimo la vendemmiatrice magari per un weekend, passeremo un altro po' di azienda e chiuderemo lì con la defogliatura, mentre poi riprenderemo appunto con la vendemmiatrice. Ecco, adesso abbiamo abbassato tutta la vendemmiatrice in modo tale che appoggi sulla parte posteriore, sul fondo. La staccheremo per un paio di giorni, per cui non è necessario mettere magari dei tronchetti di legno per farsi delle zeppe, diciamo, per far sì che le ruote siano sospese tanto per un paio di giorni. Qualora invece dovessimo staccarla per, supponiamo, la stagione invernale, ovviamente dovremo staccarla in modo un po' più ortodosso, diciamo. Al momento l'abbiamo sdraiata per terra, adesso proseguiremo con le fasi di staccaggio della vendemmiatrice dal trattore. Staccheremo il timone, staccheremo il gruppo dell'olio, quindi la centralina, e ovviamente staccheremo i vari joystick e comandi elettronici. Ecco, come prima cosa andiamo a staccare il timone, perché ovviamente dobbiamo tenere attaccata la centralina che ci dà i comandi, quindi tireremo via la coppiglia diciamo, il gancio attaccato al timone,
porteremo fuori il timone in modo tale che poi la centralina possiamo staffarla, quindi tutto il gruppo dell'olio, e andremo a mettergli le sue staffe, andremo a appoggiarla per terra con i suoi piedi. Dopodiché appunto avremo il timone già fuori, diciamo, dal raggio d'azione, usciremo col trattore e poi quando andremo a riattaccarla faremo l'esatto contrario, cioè ci avvicineremo, attaccheremo prima questo gruppo qui e poi comanderemo che il timone si avvicini al trattore finché non arrivi nella posizione corretta. Ecco, queste sono le staffe che adesso andiamo a inserire nel profilo del, diciamo, ecco, del supporto del telaio della centralina a gruppo dell'olio, e attraverso queste viti verranno appunto bloccate le staffe e si appoggerà, diciamo, un po' il peso su queste viti. Vedete già così comunque, ecco, dà un'idea di come poi viene fuori. Prendiamo i dadi, eccolo qua, e ha due, diciamo, viti per ogni staffa in modo tale che sia abbastanza sostenuto. Poi adesso la centralina dell'olio è inclinata circa, dicono, 15 gradi in avanti verso il trattore. Poi quando magari la stacchiamo vediamo di lavorare col terzo punto, probabilmente bisognerà metterla un po' che si avvicini in questo modo, sia piana, ecco, un po' meno obliqua. Comunque adesso vediamo, insomma, quando andiamo a staccarla. Questa è la seconda e stessa cosa facciamo con l'altra dall'altro lato. Adesso abbiamo posizionato le staffe dove dovevano andare, abbiamo messo le viti che si facciano un po' da fermo, abbassiamo il sollevamento in modo tale che le staffe si appoggino per terra. Non sarà, come dicevamo, perfettamente parallela, le staffe non saranno perfettamente parallele al suolo. Andremo a regolare un po' il terzo punto finché non va in una posizione neutra e poi lo staccheremo. Allora, una volta che abbiamo staccato di fatto la vendemmiatrice dal trattore nelle sue componenti fisiche, meccaniche, di supporto, ci manca solo, come dicevamo, la parte elettronica, che ovviamente la stacchiamo per ultima, perché qualora ci fossero da dare degli impulsi durante le fasi appunto di queste operazioni, ecco, di stacco della vendemmiatrice, ovviamente era importante che ci fossero la possibilità appunto di comandare i vari organi per permetterci un'operazione agevole. Per far questo dovremmo usare la brugoletta, stacchiamo il joystick, portiamo fuori tutti i fili, stacchiamo anche il monitor in modo tale da evitare danneggiamenti, anche il monitor a telecamerina, perché adesso con la defogliatrice cerchiamo, ecco, che la vendemmiatrice poi quando andremo a riattaccarla non abbia componenti danneggiate. Per pigrizia potremmo lasciare joystick e tutto quanto, però già ci occuperà un po' di spazio il joystick stesso della defogliatrice. Insomma, preferiamo staccare tutto, quando verremo ad attaccare riattaccheremo tutto. Ecco, abbiamo già staccato una vitina con la brugoletta, adesso qua l'abbiamo allentata, dobbiamo solo appunto mollarla manualmente e di fatto il joystick è libero.
Useremo questa piastra, adesso ve la facciamo vedere, senza dover staccare tutto, la useremo come appoggio per la defogliatrice. La defogliatrice ha il suo joystick, che tra l'altro ha una base di calamita, che in teoria dovrebbe andare ad aderire bene su queste superfici, avrebbe la sua staffa, ma per evitare di dover staffare ulteriormente questa barra, sfruttiamo la presenza, ecco, di questa staffa, la quale ha questi fori che servono per, in questo caso non è a calamita. Ecco, avesse la calamita sarebbe perfetto, ecco, questo joystick, pensateci, ma vabbè, useremo appunto le brugoline poi per andare a fissarla. Ecco, allora noi abbiamo staccato il joystick, adesso lo porteremo fuori. Proseguiamo con diciamo, ecco, staccare anche il monitor, questo monitor qua, e portiamo fuori tutto, lo mettiamo lì vicino alla vendemmiatrice, stacchiamo l'alimentazione e poi di fatto il trattore è pronto per essere attaccato alla defogliatrice. Allora abbiamo messo qui in questa vasca rossa tutto appunto le parti elettroniche, quindi il joystick, il monitor, ecco. Adesso ufficialmente il trattore è staccato dalla vendemmiatrice, lo portiamo avanti, vi facciamo vedere un attimo come si presentano i vari organi appunto della vendemmiatrice una volta staccata e poi proseguiremo con l'attacco della defogliatrice. Allora, questa è come si presenta la vendemmiatrice una volta staccata. Come vedete il gruppo dell'olio, quello che dicevamo, ecco la centralina, chiamiamola così, la parte diciamo che poi dà tutti i movimenti, con le sue staffe appoggiate a terra. Poi quando verremo a attaccarla, come vi dicevamo, poi col terzo punto la porteremo un pelino più verso il trattore. Abbiamo il timone, eccolo qua, che noi per comodità l'abbiamo portato, come vi abbiamo fatto vedere, un po' fuori, in modo tale che poi quando verremo a riattaccarla il timone sarà fuori dai piedi. Attaccheremo prima tutta la parte dei movimenti, proprio perché ci servirà, attaccato al cardano, la possibilità poi di avvicinare, una volta aver tirato via le staffe, avvicinare appunto il timone al trattore, al gancio traino, e quindi poi si attaccherà. Ecco, poi il resto, la vendemmiatrice rimarrà qua, come dicevamo, un paio di giorni, per cui l'abbiamo fatta proprio sedere su se stessa con un po' di delicatezza. Qualora invece dovesse rimanere per più tempo, andrebbero messi sotto appunto delle zeppe, come dicevamo, per sollevare un po', ecco, le ruote dal peso, perché comunque 40 quintali dovrebbe pesare a vuoto questa macchina, diciamo ha il suo da fare, ecco, le ruote hanno il loro da fare per tenerla su. Niente, poi attaccheremo la defogliatrice, vedremo di fare i lavori in fretta, concentrare un po' il passaggio di defogliatura all'interno della nostra campagna, e poi verremo a riattaccare al Same 100 la vendemmiatrice. Ovviamente faremo tutto all'inverso, quindi attaccheremo e poi andremo a fare la vendemmia. Ecco, per fare tutte queste operazioni usiamo marce e gamme molto molto basse, quindi velocità minime. Questo trattore è fantastico, ha 45 marce avanti e indietro, per cui puoi dosare veramente la velocità. In questo caso ci avviciniamo a fare tutte queste manovre con una velocità ridottissima, perché chiaramente, ecco, ci sono delle oscillazioni minime, ecco, da andare a attaccare con questo tipo di attrezzatura, per cui sempre bene avvicinarsi e allontanarsi con molta delicatezza. Ecco, allora in realtà volevamo fare un video un po' omnicomprensivo, diciamo, staccare la vendemmiatrice e attaccare la defogliatrice. Abbiamo visto che probabilmente di materiale ne abbiamo anche tanto e andremo troppo lunghi, per cui ci fermiamo qua per questo video. Noi proseguiremo con l'attacco della defogliatrice, ecco, e magari faremo un video dedicato all'attacco defogliatrice, qualche piccola nozione su quell'attrezzo e poi magari qualche spezzoncino di lavorazione appunto in campo per far vedere come lavora. E quindi al momento ci fermiamo qui. Noi ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata. Iscrivetevi al nostro canale, fateci sapere se avete già iniziato le vendemmie, come siete messi. Quando uscirà questo video noi saremo già in piena raccolta.